Quello che sta succedendo in questo piccolo comune della provincia trevigiana qui è inteso come una sorta di miracolo, ma poi non si tratta di vero e proprio miracolo, ma soltanto di operare al meglio con il riciclo dei rifiuti. È frutto di un lavoro di decenni di ricerca, di applicazione, di attenzione al territorio e soprattutto sviluppo di un'attività economica. Intanto vogliamo capire un po' come funziona questo impianto e i costi per la realizzazione di questo impianto, a cominciare proprio dalla Sicilia. Ho spiegato che è una filiera economica, allora in una filiera economica si investe in ragione dei benefici che poi se ne traggono. Quindi il concetto è diverso, non deve essere un problema, ma deve essere l'inizio di un percorso di economia circolare. Circolare vuol dire parto da una produzione e arrivo di nuovo alla produzione. Quindi implementando sul territorio tutto un sistema di industrie atte a risolvere un problema, non parlando più di rifiuto nel senso che eravamo d'accordo, ma parlando di materiali che sono preziosi. Sindaco, ma è così difficile portare questo esperimento abbastanza riuscito della provincia di Treviso dalle nostre parti? No, io sono molto invece fiducioso. Il problema vero è che è stato più semplice non impegnarsi, ma soprattutto credo che è stato più semplice non impegnarsi forse per le amministrazioni. Perché siccome oggi i rifiuti in Sicilia, per aver piegato la testa a far prevalere la logica della discarica, che non è soltanto stupida inerzia degli amministratori, è anche un sistema corrotto siciliano che ha imposto che non passasse la differenziata per favorire lo sviluppo della speculazione delle discariche, perché la disonestà siciliana della politica siciliana è stata in questo. Chi fa raccolta differenziata al nord sono cittadini e molti dei cittadini di Milano sono palmesi, per dire siciliani. Allora la verità è che noi ci riusciamo, non dipende dal cittadino, il problema dipende da noi, prima. Seconda questione, molta trattamento di questo prodotto per fare dipende dall'ignoranza nostra, perché molto spesso abbiamo fatto la raccolta conferendo a chissà chi, non sappiamo dove va a finire questo materiale, ma non perché ci sia qualche cosa di magico dietro, no, non è questo. Il problema vero è che dobbiamo invece capire che la carta la dobbiamo portare in cartiere. Per esempio molte plastiche, se un bacino come Palma, Licata, Campobello, Ravanusa pensa di creare un centro di selezione, non è da escludere che accanto ci puoi mettere chi ti fa il granulo direttamente e poi lo vai a piazzare a chi? A chi lo utilizza il granulo. Ricordiamoci che il costo di un manufatto in plastica costa 10 volte di più se proveniente da materia prima petrolio che riutilizzando il granulo. Ora, scusate, in una società che sta male come la nostra, poter risparmiare non è straordinario? Perché i comuni fanno raccolta, il riciclo è un'altra cosa, punto di partenza.